volano, cioè contributi al 100% su opere immediatamente cantierabili fino a 600.000 euro per l'intervento. Nelle tabelle che hanno sollevato più ci sono questi stanziamenti vicini agli interventi di restauro sulle chiese e non paghi, c'è pure un aumento, sia un emendamento della maggiore della Giunta di 2 milioni e poi un emendamento del costo dell'IVA di altri 100.000 euro. Ci sono gli emendamenti appunto sulla parrocchia, 60.000 la parrocchia di Palamà, 30.000 San Giovanni, 30.000 Marcellino, che non dicevo che siano interventi che si devono fare, ma se c'è la norma che regola questo tema e bisogna fare interventi in accordo con la Puglia per dare priorità e se c'è bisogno di una modifica normativa come è stato chiesto si fa la modifica normativa, non si utilizzano le poste puntuali in assestamento finanziario per bypassare la graduatoria piuttosto che darle ci saranno ovviamente imprese o altre strutture di la regione che hanno bisogno degli stessi interventi, ma se non hanno visto qua dentro probabilmente non detto questo, ringrazio il consigliere Cangelucci per spiegare come questa vicenda, questa questione legata al comune di Carlino, che sicuramente non lo conoscevo, e se le cose stanno veramente così magari sarebbe il caso che la maggioranza della Giunta facesse una riflessione in merito. Quindi noi continuiamo ad essere convinti che va bene sviluppare il territorio, va bene fare le opere necessarie, però questo deve sempre avvenire nel rispetto dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, che vuol dire anche tutelare i cittadini, quindi su questo articolo non siamo d'accordo.